Ennio Carint nasce nel 1941 a Codroipo e si trasferisce in Svizzera, dove risiede a Wohlen, credo. Consegue l'avviamento professionale, fa 3 anni di studia per elettromeccanico a Codroipo, 3 anni di corso professionale come aggiustatore meccanico, 3 anni di scuola professionale serale di disegno tecnico e 4 anni di scuola di musica ceciliana di organo e pianoforte. Si specializza con un'esperienza professionale pluriennale nel montaggio e collaudo di grandi generatori alternatori in molte centrali di molti paesi del mondo. È ispettore del montaggio, istruttore del personale, anche in ditte esterne in Europa, Nord e Sud America, Africa, Asia e anche in Australia. Caporeparto in lavorazione e montaggio di turbo alternatori e rotori di grande potenza fino a 60 dipendenti, con impiego anche in molteplici paesi del mondo. Dal pensionamento in poi è consulente tecnico per la fabbricazione di grandi e medi generatori alternatori. Vi sono ulteriori specializzazioni ed esperienze, ma mi soffermo un attimo sull'impegno sociale di volontariato, che inizia con organista nel paese d'origine e tuttora nella missione cattolica di Wohlen. È presidente del ciclo ACLI nella propria città per molti mandati dal 72 al 2000. Animatore e coordinatore della sede, che non cito perché per me è estremamente difficile pronunciarla, eccolo. Luogo d'incontro di Wohlen, costruita nel 1986 assieme con il supporto finanziario del Comune, della Chiesa Cattolica locale e della Chiesa Cattolica cantonale dell'Argovia. Presidente delle ACLI cantonali d'Argovia per 2 mandati, componente per molti mandati della Presidenza nazionale delle ACLI della Svizzera e presidente delle ACLI nazionali della Svizzera dal 2006 al 2012. La seguente motivazione è per aver aiutato connazionali e stranieri immigrati a inserirsi in Svizzera, cercato il dialogo con i giovani e sostenuto sempre la loro formazione e tutela, e per avere sempre anteposto ai suoi interessi il servizio agli altri.